Le belle giornate di primavera invitano a passeggiare per mercatini. Siamo a Massa Lombarda dove ogni ultimo sabato del mese è programmato il mercatino del riuso. Le cose che per alcuni non servono più, per molti possono tornare utili. Sono insieme ad Antonio Falzoni, presidente della Proloco di Massa Lombarda, che organizza queste giornate di mercatini, non solo naturalmente, la Proloco è molto attiva. Falzoni, da quanti anni fate questo mercatino? Da diversi anni, adesso io è il terzo anno che sono presidente, però credo che sia da almeno 10-15 anni che si organizza questo evento. Un evento che è cresciuto molto perché le strade attorno alla piazza, naturalmente piazza comprese, sono gremite di gente e di bancarelle. Devo dire che da un po' di tempo le bancarelle stanno aumentando, siamo già arrivati a circa una sessantina di espositori, per cui credo che sia quasi un record. Il mercatino del riuso abbiamo detto che è programmato ogni ultimo sabato del mese. Per tutto l'anno o ha delle limitazioni? No, ha delle limitazioni nei mesi estivi, cioè arriviamo fino a maggio, poi giugno, luglio, agosto sospendiamo e iniziamo a settembre per continuare per tutti gli ultimi sabati del mese fino a maggio del prossimo, del 2018. Ecco, oggi vediamo alle nostre spalle anche lo stand della Proloco che naturalmente sforna delle prelibatezze per chi a forza di passeggiare è un po' affamato. Ma sì, noi ne approfittiamo anche, visto che lo stand è ancora montato fino al 18 del mese di aprile, ne approfittiamo per fare una polentata per gli standisti accompagnata da piadina con salsicce e pancetta. La Proloco è naturalmente attiva su tante altre attività, ne vogliamo ricordare qualcuna? Allora, l'attività clou sarà la Sagra delle Sfogline, che quest'anno si svolgerà dal 24 al 30 di agosto nell'area feste, che è il nostro fiore all'occhiello. Però la Proloco è impegnata anche in tanti altri eventi, collabora con iniziative culturali con le altre associazioni, gli altri enti, nei limiti ovviamente del proprio bilancio. E una cosa a cui tengo particolarmente è la distribuzione di borse di studio ai ragazzi delle quinte elementari e delle terze medie che si sono particolarmente distinti nel corso dell'anno scolastico. Cioè è un premio che noi diamo tutti gli anni per diciamo così, aiutarli nell'acquisto di materiale scolastico, materiale didattico per l'anno dopo, l'anno successivo. Un'attività insomma che vi sta a cuore questa con gli studenti. Sì, ci sta molto a cuore, noi nei limiti del possibile cerchiamo di continuare. Quest'anno la scuola, i presidi scolastici ci hanno chiesto se anziché le borse di studio vediamo di donare delle LIM, delle lavagne interattive multimediali. Adesso vediamo se, diciamo così, il nostro budget ce lo consente, però cercheremo di soddisfare in ogni caso, in ogni modo, le aspettative delle scuole. Attività con i giovani naturalmente sta a cuore al Presidente anche perché i giovani sono la linfa del futuro per dare diciamo, input ancora maggiori alla Proloco e quindi il ricambio generazionale eccetera, però anche gli anziani vi staranno a cuore, Presidente. Gli anziani ci stanno veramente molto a cuore, noi cerchiamo in ogni caso, in tutti i modi, di venire incontro alle loro esigenze, di dargli anche qualche ora di svago e organizziamo tutti gli anni, diciamo all'inizio di agosto, una cena nei locali della Casa Protetta, cioè all'esterno perché c'è un parco bellissimo. Organizziamo tutti gli anni una serata a base di tagliatelle e a base di piadina con salsiccia e prosciutto e per tutti quelli che sono gli ospiti della Casa Protetta, i loro familiari, i loro parenti. A dimostrazione che il mercatino del riuso di Massa Lombarda sta crescendo è anche il fatto che gli espositori vengono sempre da più lontano. Lei, signora Paola, da dove viene? Io vengo da Vignola, in provincia di Modena. Quante volte è stata qui a Massa Lombarda? Alcune volte, 4-5. Avete iniziato quest'anno? Sì, abbiamo iniziato quest'anno. Come vi trovate? Molto bene direi, ci piace, è un bel posto e continueremo a venire anche in futuro. Si vende? Sì, si vende, andiamo bene.
Siamo davanti alla bancarella del signor Alberto, da dove viene? Buongiorno, da Pieve di Cento, provincia di Bologna. Buongiorno a tutti e ai cittadini di Massa Lombarda. Ecco, che cosa vende lei? Ma noi trattiamo borse, vintage, firmate, bigiotteria, occhiali e altre cose. Si considera un habitué del mercatino del Riuso di Massa Lombarda? Ma noi ogni tanto veniamo, quando riusciamo ad avere il posto veniamo. Si vende? Ma così è una cosa carina, se hai qualcosa di particolare e piacevole si riesce a fare qualche cosa. Ecco. Signora Raffaella, da dove viene? Vengo da Cervia, E a Massa Lombarda? è la prima volta che vengo oggi. Quindi per lei un debutto con che tipologia di prodotti? Riuso, oggettistica, abbigliamento, dischi, libri, tutti i generi. Com'è stato il primo impatto con Massa Lombarda? Direi ottimo perché vedo della gente socievole, gentile, molta gente e mi piace anche i mercanti, i colleghi, sì, direi che mi trovo molto bene, mi sento molto a mio agio. Buon lavoro Raffaella. Grazie mille, buon lavoro anche a voi. Signora Arrigo, lei da dove viene? Io sono di Massa Lombarda, sono nato a Massa Lombarda e poi sono stato più di 50 anni a Ravenna perché mio padre era di Ravenna. Diciamo che gioca in casa allora, che cosa vende? Io sono un appassionato di orologi, colleziono e ho la passione degli orologi. E da quanto tempo ha iniziato a fare il mercatino qui a Massa Lombarda? Qui a Massa Lombarda sono 2 anni, però il mercatino sarà già 10 anni che faccio i mercati. Sono insieme al sindaco di Massa Lombarda, Daniele Bassi, che naturalmente apprezza queste iniziative della Proloco che portano a Massa Lombarda persone, diciamo, che provengono dai paesi vicini. Le attività della Proloco sono un incentivo turistico. Sì, ha detto bene, per noi la Proloco è un riferimento fondamentale per vari motivi, innanzitutto perché è il principale collante dell'insieme del ricco associazionismo e volontariato sociale, ma non solo, sociale, culturale, anche sportivo. Noi abbiamo un forum del volontariato che è composto da una quindicina di sigle, di entità e altrettante per quello che riguarda tutto il mondo dello sport. Questo ci permette di proporre insieme a loro, in collaborazione col patrocinio, oltre a quelle che direttamente organizza l'amministrazione comunale, una serie di iniziative che coprono circa 250 dei 365 giorni di cui è composto un anno. In particolare la Proloco sta qualificando ben oltre i nostri confini territoriali, chiamiamoli così, il nostro perimetro territoriale, le proprie iniziative con la qualità, con la ricerca della nostra tradizione e attraverso la qualificazione di ciò che c'è di più tradizionale, penso alle sfogline, ai sabadone, ma non solo, si riesce ad innovare, si riescono a creare quelle condizioni che portano prima curiosità, poi interesse in persone che provengono da territori distanti, parzialmente distanti dal nostro, da Cesenatico al Modenese, dal Bolognese al Ferrarese e così via, e credo che questo vada a beneficio di tutta la città e noi dobbiamo essere orgogliosi e per quello che riguarda l'amministrazione comunale continueremo a sostenere con forza, con decisione, con determinazione, per quanto ci è possibile, sicuramente con grande convinzione, le loro iniziative. Questi mercatini del riuso, Sindaco Bassi, danno l'opportunità a tanta gente di acquistare degli oggetti che magari per qualcuno non servono più, per altri però possono essere utili a basso prezzo, però credo abbiano anche un altro valore, ovvero il cambiamento culturale. E questo è una questione che ci dobbiamo mettere tutti in testa, cioè gli oggetti ancora buoni, utilizzabili, non vanno gettati e diventare rifiuto. È vero, sono molto d'accordo. Da un lato, rifiuti zero è utopia, è impossibile, però noi andiamo a riscoprire ciò che in modo superficiale, se non ci fosse l'attenzione, la sensibilità, anche l'intensità con cui tutti gli espositori si propongono, qui a Massa Lombarda come da altre parti, però qui l'ultimo sabato di ogni mese abbiamo un'esposizione che davvero ha preso piede, ha attecchito in modo importante. Se non ci fosse questa attenzione, magari tutti noi getteremmo con più superficialità degli oggetti che da un certo punto di vista rappresentano la nostra storia, le nostre origini, ci ricordano tempi che ritenevamo
migliori per qualcuno, peggiori per altri, comunque sono legati a noi, anche in questo caso alle nostre tradizioni. Dall'altro ci spingono a non gettarli, proprio perché l'esempio di Colò, degli espositori del mercatino del riuso, ci dimostrano che tutto si può riutilizzare, sia dal punto di vista pratico, proprio fattivo, sia dal punto di vista affettivo.